La Serie A2 non è più un sogno, ma è un obiettivo da inseguire. 3 partite a quell'appuntamento che farebbe la storia, una storia che Team Giorgione e USANA San Sebastiano quest'oggi nella sempre magnifica Belbotea Arena si giocheranno il pass per la finalissima contro una tra Valsapoggese ed Eta Beta. Ma prima 40 minuti di fuoco. Stefano Testoni con le immagini riprese, i replay, tutto quello che c'è per Futsal Veneto TV di Andrade Giambattista vi danno il benvenuto dalla Belbotea Arena. Tutto è pronto per iniziare con il Team Giorgione che andrà a battere il primo calcio d'avvio. Se c'è la festa quest'oggi qui alla Belbotea Arena, c'è grande festa anche in quel di Chioggia. Dunque laterale per Leosenna che mette in mezzo Fusana. Palla scodellata per Leosenna, che recupera il pallone, Leosenna altro sinistro. La prosecuzione del pallone, riconquista palla il Giorgione con Leosenna. Leosenna trova l'angolo scoperto, un mancino, una bordata mancina perfetta per l'1-0 del Team Giorgione, 3:43. Attenzione, palla per Saddi, che dopo il gol subito da Leosenna si sta sistemando bene ora in maniera difensiva. Attenzione De Chiara, Gianluca De Chiara stava difendendo meglio l'Ussana, ma arriva la sentenza di Gianluca De Chiara. Stefani verso De Generi per Senna, Senna, il 3-0 del Team Giorgione, un'azione da PlayStation. Stefani per De Generi che protegge, scarica in mezzo, arriva Leosenna, senza fallo Leosenna, ripartenza per Tilal Ayub, mette in mezzo un pallone, recupera il pallone, lo serve per Cacchero, ora Monetto per Azzeni che va sul secondo palo, sontuoso De Chiara, Ferrare, Bon. Intanto non riesce a togliere il pallone a Monetto, De Chiara per Stefani, sotto porta, arriva il poker, ma c'è il fallo di Stefani, protegge il pallone, lo recupera ancora Saddi, in tiro con il gol di Samuele Deiana, Stefani per Leosenna che si accentra, scarico, tripletta, golasso di Leosenna, il tris personale che riporta sul +3 i suoi. Tilal Ayub sul secondo palo per Cacchero, sul lato opposto Vecchione per Leosenna, Vecchione, servire Vecchione che spara lungo per Leosenna, Bon cost to cost, palla Rosca, Bon, visto sicuramente meglio Bon, ancora Bon in mezzo per Rosca, la sfida mentre seguiamo questa punizione per Monetto che va a bucare la porta del team per il momentaneo 2-4. Sua maestosità leonifera intanto Saddi a 4-0-1 dalla fine porta sul -1 i suoi, 4-3 contro Bianchi. Casu, il tiro, il pareggio dell'Ussana San Sebastiano, 4-4. Alza il pallone, la sirena, il triplice fischio, Team Giorgione vola in finale, si giocherà il pass per la Serie A2 nella doppia finale contro la vincente di Valsapoggese ed Eta Beta, ma che ha regalato grandi emozioni. Il team va in finale. Stefano Testoni manda tanti baci alle vostre mogli, alle vostre fidanzate, e ne manda uno anche ad Andrade Giambattista che ci ha regalato le riprese, la regia replay di questa sfida. Finisce qui la semifinale, adesso il sogno continua. Team Giorgione in finale promozione.